torniamo ancora una volta alla fiera di Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso, edizione numero 1358. Sono in compagnia di Lorenzo Bruniera, che è il presidente della latteria di Soligo, che è sempre presente con, devo dire, ogni anno uno stand più importante in questa fiera, presidente. La Soligo è affezionata a questa fiera. È una fiera che io torno indietro di molti anni, ma torno indietro quando avevo 12-13 anni e forse meno, che mio padre mi portava a questa fiera, ma si veniva in bicicletta a quei tempi, non era che fossero stati altri mezzi, ma quando c'era il momento della fiera di Santa Lucia, specialmente per i bambini, no? La cioccolata, il mandorlato e quant'altro, no, torni indietro, come si fa poi a perdere nel tempo l'affezione per questa fiera? Poi è una fiera agricola, il mestiere che noi facciamo, no? E su questo noi vorremmo dire che proprio partecipiamo veramente con piacere a questa fiera su questi stand. Presidente, anche un'occasione per presentare ovviamente i vostri prodotti, anche prodotti nuovi. Sì, no, noi veniamo qui veramente per incontrare la gente, poi è gente del territorio, ma la vogliamo incontrare perché se noi non venissimo qui in questa fiera, ma cosa è successo? No, invece noi ci vogliamo essere assieme a tanti altri. E su questo presentiamo i nostri prodotti, le nostre novità, li ripresentiamo perché magari sono stati presentati. Qui in mano a questo burro qualità verificata, io credo che sia l'eccellenza delle eccellenze, credo che di migliore non ce ne sia. E abbiamo la casatella trevigiana che è sicuramente una nostra forza, l'abbiamo anche bio in questo momento per quelli che la vogliono. La casatella trevigiana che è un prodottino che io sono innamorato perché è un piatto freddo sostanzialmente, è un piatto che se uno ha una casatella trevigiana nel frigo ha già il piatto pronto. Anche la pizza? Nella pizza l'abbiamo presentata e che è buonissima perché con la sua un po' dolcezza ma acidità nello stesso momento, no? Riesce a completare la pizza veramente in una maniera meravigliosa. E anche qui diciamo, se uno vuole andare a assaggiare qualcosa, una pizza diversa, che chieda la pizza con la casatella, noi la stiamo proponendo e vedo che anche i pizzaioli si stanno innamorando, no? di questa nuova ricetta. Ecco, noi siamo qui, questo contesto che è meraviglioso, giornate che queste sono meravigliose per presentare i nostri prodotti, ma per presentare veramente il territorio, perché la latteria del Soligo è in questo territorio e qui che vogliamo rappresentare i nostri produttori trevigiani, veneti, che produciamo latte tutti i giorni, no, per creare queste meravigliose eccellenze che abbiamo. E la latteria di Soligo è anche un esempio di economia circolare. Beh, io credo che su questo allora vorrei partire dicendo che l'agricoltore ama i suoi terreni, ama il suo territorio e cerca sempre poi sai, a me la marcia c'è per tutto, ma di non inquinare, di cercare di fare le cose che ci siano, di tenere il territorio pulito e nello stesso tempo anche riuscire a produrre delle energie. Abbiamo deciso di fare con il nostro latte, entro al latte di latteria, spiego in questa maniera, dentro del latte di latteria facciamo dei formaggi, il siero che rimane viene della ricotta che è meravigliosa, quando ne esce la ricotta è questa scotta, questo prodotto, no, che dovrebbe essere portato in giro per l'Italia, per il Veneto, per darlo a mangiare ai maiali. Invece abbiamo deciso di fare un biodigestore, il biodigestore fa della corrente, dell'elettricità e acqua calda e l'acqua che ne esce da questo biodigestore va nel depuratore e ne esce dell'acqua pulitissima perché il nostro biodigestore è un biodigestore che è ecologico, no? E su questo è quello che facciamo, ci crediamo fortemente su questo. Quindi valorizzare alla fine quello che potrebbe essere uno scarto. Ma è qui la forza che noi chiediamo ai nostri politici e l'ho sempre cercato di dire, non produrre energia elettrica con il mais, con i prodotti di qualità, con già come posso dire, un alimento, via dicendo, ma di andare a produrre con gli scarti di lavorazione, con quello che potrebbe essere un qualcosa che inquina, da quel prodotto che inquina ritornarlo a riportare all'acqua, perché la mucca beve dell'acqua per poter mangiare, beve dell'acqua per poter fare del latte e alla fine gli si dà ancora, si ritorna con tutto il giro di avere dell'acqua che lei lo può bere, no? Per tornare a fare del latte. Questa è la cosa grande che noi dobbiamo fare per i nostri figli, per i nostri nipoti, perché tenere il territorio, tenere la terra fertile, questo è quello che noi sentiamo dentro nel nostro cuore.
Io ringrazio Lorenzo Bruniera, presidente della latteria di Soligo e tra l'altro presidente anche del consorzio QV, qualità verificata. E qui amici dalla Fiera di Santa Lucia di Piave è tutto, la linea torna allo studio.